La nascita di Tireddesa, l'asinella dell'allevamento di Giuseppe Cozia di Cuglieri, ha inaugurato sabato mattina la seconda edizione della mostra dell'asino di razza sarda e Tireddu. A vincere l'asino Bettua di Luigi Agus di Villassalto. Al secondo posto Bonesa di Antonio Canu di Tireddu. Terza Fortuna dell'isola dei Ciuchini di Utta. Positivo il bilancio di questa 2 giorni dedicata all'asino di razza sarda e alle razze equine asinine della Sardegna. Sentiamo il sindaco di Tireddu. Quest'anno rispetto all'anno scorso ci sono 4 volte tanto il numero di animali, ma per giunta si sta configurando come una manifestazione che non riguarda esclusivamente per l'appunto l'asinello sardo, ma anche le altre razze equine. Questo costituisce ovviamente un fiore all'occhiello non solo per i Tireddu, per questo territorio, ma più in generale per tutta la Sardegna. Grande soddisfazione ha espresso anche il presidente dell'ARS che assieme al Comune, all'Associazione Ippiche Tireddese e all'ANAREAI ha organizzato la manifestazione. Una seconda edizione molto bella, molto partecipata rispetto alla prima, ma questo era il nostro intento già dallo scorso anno, avere un numero di partecipanti più ampio, avere un seguito rispetto all'edizione dello scorso anno. Ecco. Quello che è importante per la nostra associazione è che riusciamo a valorizzare queste razze, l'asino sardo, l'asino dell'asinara, il cavallino della giara e il cavallo del sarcidano, che sono presenti tutte e 4 in questa edizione. La mostra ha dato grande spazio anche al cavallo del sarcidano. Presenti il comune di Lacconi e l'allevatore Luca Melis con lo stallone Osvaldo, reduce da Fiera Cavalli. Il cavallo del sarcidano è il cavallo che secondo me si adatta a tutte le discipline equestri, non solo al trekking da campagna, come è sempre stato detto fino ad oggi. Io nel mio piccolo, iniziando ad addestrarli, mi sono reso conto di quello. Hanno un carattere, un cavallo che ha molta testa, perché non va in panico, e quindi anche quello è un'altra caratteristica che uno che ha un maneggio osserva.